Allora, rieccoci qui, caro Massimo. Dunque, andiamo adesso con il primo degli altri ospiti, che però lo abbiamo in diretta e lo faccio subito entrare. Ora chi c'è? Eccolo qui. Ciao Pipio, eccoci. Pipio. Ciao Pipio, Pipio Pischiutta. Lui. È lui. Allora, con Pipio oggi è qui in una doppia veste, sia come artista ma sia come rappresentante dell'associazione compositori musica per film, come da sottopancia. Vedo, meraviglia. Allora, io però prima di parlare dell'associazione mi ricollego un po' a quello che ha detto Laura Delli Colli prima, cioè i festival vengono fatti poi per promuovere il cinema, no? Certo. E anche per promuovere anche gli artisti e via dicendo. Allora, in questo senso, visto che tu sei un vincitore, peraltro, di un Donatello un paio d'anni fa, di 2 Donatelli, è vero, perché sia canzoni di Donatelli... Più passa il tempo... Okay. No, comunque sì, davvero sono 3. Ok, ma io mi riferivo agli ultimi 2, cioè Amore e Malavita. Sì, non volevo fare lo sborone, dai. No, invece lo puoi fare, uno che li ha vinti. No, dai, scherziamo. Anzi, se Pivio quel che di Pivio. Esatto, anzi, se ce l'avessi lì che ce li fai vedere. No, guarda, ti spiego, casa mia è piuttosto articolata e quindi adesso sono in studio, che è nella parte alta della casa, e poi invece c'è la parte bassa dove ci sono i famosi 3 David. Ok. Quindi no, dovrei scendere. Comunque mi fido, mi sembra che ci sono prove che l'hai vinto, quindi anzi l'avete vinto te e Descalzi. Senti, allora la domanda che ti faccio è appunto questa. I festival servono a promuovere cinema e artisti. In questo momento strano, perché questo nostro momento è proprio strano, un festival peraltro senza pubblico, senza neanche artisti, da quanto ho capito, quale può essere la funzione appunto sia dei premi e in più in particolare quello del Donatello? Beh, per quel che riguarda soprattutto il Donatello, visto che oggi è la giornata del David, l'importante è dimostrare che ci siamo, cioè che il cinema italiano è vivo e lotta insieme a tutti quanti, ecco. E chiaramente la giornata di oggi sarà una giornata molto particolare, sono molto curioso di vedere che risultato ci sarà in termini anche di ascolti televisivi. Ne approfitto per fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti quelli che hanno lavorato affinché questa cosa funzionasse, nonostante la difficoltà. Quindi appunto, nonostante la difficoltà, il cinema va avanti, ci sono primi segnali di ripresa molto complicati, e temo che questa situazione andrà avanti ancora per parecchio tempo. Però è fondamentale non mollare la guardia e anzi trovare soluzioni alternative finché non potremo riappropriarci di questa meravigliosa arte al 100%. Ecco. Però qualcosa si sta già facendo. Il fatto stesso che appunto stasera la serata della consegna di David viene fatta nonostante le difficoltà è una dimostrazione. Ho capito. Massimo, se vuoi fare qualche domanda anche tu, ecco. Ma guarda, la domanda un po' più classica in tal senso: cosa comporta per un compositore di musica per immagini, ovviamente, ricevere, nel vostro caso, nel tuo di Aldo, 3 premi Davide Donatello, poi 2, soprattutto poi per 2 collaborazioni con i Manetti Bros, quindi Song e Napoli e Amore e Malavita. Cioè, cosa cambia nella struttura poi professionale, lavorativa di un compositore un premio del genere? Diciamo che ci sono vari livelli di approccio alla faccenda. Dunque c'è un aspetto personale e chiaramente c'è una grandissima gratificazione. È indubbio pensare che non sia così, perché è un premio che viene dato praticamente dai tuoi colleghi. Quindi è una dimostrazione che anche i tuoi colleghi hanno trovato il tuo lavoro un buon lavoro, ecco. E chiaramente avere la stima delle persone con cui hai a che fare è fondamentale. Dal punto di vista lavorativo, onestamente non mi ha cambiato granché, anzi, per assurdo, soprattutto dopo
Songhenapole, cioè che è stato il primo nostro David, mi sono ritrovato con Aldo in un periodo tutto sommato di blocco dei lavori, non siamo stati cercati da tutto il mondo cinematografico italiano alla luce della nostra vittoria. Quindi, ripeto, secondo me l'aspetto più interessante è l'emozione fortissima che provi nel momento in cui dicono il vincitore è, lo dico all'italiana perché il David è italiano, perché tu non lo sai. Cioè, quindi quando tu vedi le facce sorprese delle persone che vengono chiamate sul palco, è perché sono realmente sorprese del fatto di aver vinto, perché tu non hai la più pallida idea di come gira il vento in quel momento. Quindi poi nel nostro caso, figuriamoci, partecipavamo con dei film comunque alternativi, non mainstream, quindi la sorpresa era duplice. E ti ripeto, oltre a questa bellissima emozione, rimane il fatto che appunto è una bellissima festa per il cinema italiano e quindi viva il Davide Donatello. Senti, a questo punto passo a una domanda invece che ha a che fare appunto con l'associazione. Sì. Guarda, voglio leggere, allora, l'associazione Compositori Musica per Film, perché di questo si sta parlando, è un po' un caso, cioè nel senso per la prima volta nella storia un gruppo di compositori è riuscito a, voglio dire, a mettere in campo collettivamente le proprie forze per della finalità e per una missione. Ecco, io leggo dal vostro sito la missione, così la CMF è impegnata nella tutela dei diritti dei compositori e si batte contro ogni omologazione e anche contro il commercio e la distribuzione non regolamentati della musica. Poi ci sono tante altre cose molto interessanti. Ci spieghi un po' com'è nata questa associazione, tu che sei un membro della prima ora, poi se non vado errato, fondatore, Sì. com'è nata e credo che sia arrivati al secondo anno o terzo, non siamo ricordo. già a metà del terzo anno. A metà del terzo anno, come procedono le cose e se alcune di queste finalità siete riusciti più o meno a raggiungerle. Allora, prima vorrei fare un piccolo omaggio al fatto che dei 5 musicisti che sono in concorso per il Davide Donatello, a parte Thom Yorke, che per motivi, diciamo, di nazionalità non partecipa alla vita di ACMF, ma tutti e 4 praticamente sono parte integrante di ACMF. E che per quanto voi avete come presidente onorario tra gli altri Hans Zimmer, mi sembra di aver letto. No, presidente onorario è il grande Ennio. Ennio. Diciamo che... no, però Hans Zimmer fa parte, diciamo, dei soci che sono entrati dopo, come soci onorari, non è il nostro presidente socio onorario. E non escludo che succeda qualcosa del genere anche con Thom Yorke e anche con John Greenwood, sempre parlando dei Radiohead, entrambi ormai fortemente inseriti nel mondo delle colonne sonore. Sì. Anzi, John Greenwood prima di Thom Yorke. Detto ciò, ACMF appunto è un'associazione di compositori tendenzialmente italiani, ma poi ha in qualche modo espanso i propri confini ed è appunto impegnata a cercare di dare un senso alla nostra arte e al nostro lavoro. Le due cose poi in realtà si uniscono continuamente, no? Perché sapete bene come la penso, insomma sì, certo, noi facciamo un lavoro molto specifico destinato ad un film, quindi a un'opera collettiva, ma lo facciamo con spirito artistico, ecco. In questo momento siamo grosso modo un centinaio di persone, sostanzialmente tutti i più importanti compositori che abbiamo in Italia al momento aderiscono alla nostra associazione. Sono pochi ancora quelli che non l'hanno fatto, ma spero che lo facciano prossimamente. Siamo impegnati molto in questo periodo, soprattutto sul meccanismo della direttiva UE, sull'applicazione italiana della direttiva UE, che è quella direttiva, diciamo, che è stata sancita un paio d'anni fa
e che dovrebbe aiutare gli autori a ottenere delle remunerazioni dalla rete un po' più consistenti, un po' più serie di quanto non succeda adesso. È un argomento molto complicato da affrontare, ma in prospettiva diventa l'argomento. Peraltro è un argomento che con la tanto maiuscola. Ecco. Allora, è un argomento che noi abbracciamo come Soundtrack City e vorremmo dare molto spazio a questo. Ne abbiamo parlato ad esempio anche con un altro compositore che, come sai, è molto agguerrito in questo senso, che è Giuliano Taviani. Sì. E quindi comprendo assolutamente questa battaglia e le ragioni di questa battaglia. Senti Pipio, io ti ringrazio del tuo intervento, anche perché ci ha aperto proprio, ha dato la stura a tanti temi molto interessanti che svilupperemo durante il programma. Spero ti tratterrai con noi nel vederlo, perché ci sono tanti colleghi e tutti che fanno parte più o meno dell'associazione, quindi no, ma devo dire che è veramente un'associazione di artisti, ma ormai anche di amici a tutti gli effetti. Noi ci frequentiamo continuamente, ci scambiamo opinioni e lo facciamo con grandissima tranquillità e con la voglia anche di fare cose insieme, pur mantenendo ognuno il proprio precipuo, no? Cioè ogni artista porta avanti le proprie caratteristiche, ma noi cerchiamo di trovare sempre un filo comune che ci permetta appunto di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Ok, allora grazie Pipio, buon lavoro, buon un abbraccione e a presto. Ciao. Saluti ad Aldo. Ciao. Giusto.